Buonasera a tutti da Salvatore Cuveddu, buonasera. Ciao, un saluto subito ad Adele Caprio. Adele. Mi sentite bene? Ciao, ciao a tutti e due. Tutto bene? Ciao. Un saluto subito anche al presidente dell'associazione Suenti, Luigi. Benvenuti a tutti e due. Faccio un attimino di saluti agli amici, come al solito, tutti quelli che ci stanno seguendo. Vi chiedo un attimino di mettere magari i microfoni in... aspetta, li mettiamo poi, li accendiamo quando serve, perché altrimenti ci sono ritorni di cuffia, va bene? Quindi saluto tutti i membri dell'associazione Suentu, tutti gli amici che ci stanno ascoltando stasera, con i quali abbiamo condiviso. Saluto anche gli amministratori del gruppo Dalle Origini Ammoniaco Universo, un caro saluto a Vincenzo, a Mario, Tiziano, Alfonso. Il tema di questa sera per il quale siamo chiamati in causa è sicuramente molto importante, molto delicato, dato che abbraccia la vita e il futuro dei nostri bambini, quindi ci coinvolge tutti, nessuno escluso. Naturalmente per affrontarlo abbiamo coinvolto un'esperta del settore, Adele. Per chi non la conosce è psicopedagogista, regista teatrale, ma anche presidente dell'associazione Le Nuvole, fondatrice della Libera Università, dopo ci spiegherà qualcosa in proposito, Libera Università di Nuova Pedagogia. Quindi una persona che sta seriamente sul campo da diverso tempo. Quindi avremo la possibilità stasera di ascoltare una nuova informazione che servirà senz'altro per riflettere e per determinare una nuova formazione che potrà contribuire per le nostre scelte future prossime. Quindi vi ricordo che stasera potete interagire con noi attraverso la chat pubblica di questa conferenza. Siamo lieti di sottoporre le eventuali domande ad Adele che potete porre voi. Detto questo, ringrazio personalmente Adele per essere qui e di condividere con noi tutta la sua conoscenza, i suoi studi. Lo consideriamo ovviamente un abbraccio da parte sua. Io, Adele, non sono del tuo campo, per cui mi hai messo un sacco di curiosità in corpo e quindi devo capire e dobbiamo capire che cos'è questa nuova pedagogia di cui parli tanto da parecchio tempo. Ti cedo la parola. Aspetta, attiviamo prima i microfoni, perché forse è il caso, ecco, se no facciamo una gaffa tremenda. Allora io ti ringrazio tanto Salvatore dell'invito, ringrazio il presidente Pierluigi Bichesu che ho conosciuto, ormai è un annetto che ci conosciamo Pierluigi, e posso dire che Suentu, che è una sua creatura, insomma io faccio parte di questo progetto, quindi sono veramente felice e onorata di stare qui con voi. Parlare di nuova pedagogia non è una cosa che si può fare, diciamo, in un'oretta, perché è proprio una progettualità di cambiamento, insomma, arrivare a una transizione consapevole tra un'era e un'altra, che noi penso che chiunque sia accorto che stiamo vivendo un passaggio epocale, e la nuova pedagogia è praticamente un sistema, un altro sistema, un approccio, un modo di essere che è più in sintonia col periodo che stiamo vivendo. Da dove parte la nuova pedagogia? Parte da noi stessi, perché se noi critichiamo l'educazione, la scuola, ci lamentiamo che le cose non funzionano, dobbiamo pensare che comunque il fatto che non funzionino è in parte anche colpa nostra, perché siamo noi a dare la possibilità
possibilità al sistema di perpetuare il suo modo di portare avanti l'educazione. Io ribadisco che secondo me noi siamo tutti preoccupati, la situazione sanitaria, la situazione politica, ma nessuno pensa che l'educazione è la cosa più importante. È veramente la cosa più importante, perché per cambiare un paese, per cambiare una nazione, per cambiare il mondo, bisogna, dal mio punto di vista, cambiare l'educazione. Perché che cosa succede? Quando noi diventiamo genitori, che cosa facciamo? Tramandiamo l'unico modo che conosciamo di crescere un bambino, quello col quale siamo cresciuti noi. E quindi in questo modo non potrà mai avvenire nessun cambiamento, perché dobbiamo invece, prima di tutto, lavorare su noi stessi, e tu lo sai che, anzi ti ringrazio perché nella sigla ci sono parecchie parole chiave della nuova pedagogia, bisogna partire da se stessi. Come facciamo a cambiare se noi facciamo pedissequamente tutto quello che facevano i nostri antenati, i nostri genitori? Quindi la prima cosa da fare non è lavorare sui bambini, che di solito, come dire, non hanno bisogno di altro che avere degli adulti di riferimento consapevoli, ma bisogna lavorare sugli adulti. Ecco come è nato il progetto Scuolagire, che è questo progetto che sto portando avanti ormai da diversi anni. Diciamo un progetto nato per una necessità. Prima di tutto la mia come madre, quando sono diventata madre ormai 21 anni fa, e ho visto man mano che mia figlia cresceva e andava a scuola quante difficoltà lei aveva a scuola, difficoltà che io non capivo, dicevo ma come? Io sono andata così volentieri a scuola, perché mia figlia non ci va volentieri, nonostante andasse bene a scuola? Ecco, quella è stata, diciamo, la molla che mi ha fatto andare oltre, cioè non mi sono fermata sul dire mia figlia va male a scuola quindi è un'asina, oppure non vuole andare a scuola quindi è una sfaticata, oppure no, io ho detto voglio capire che cosa c'è che non funziona, quindi mi sono messa a studiare e ho studiato, mi sono fatta la formazione Montessori, perché mi si è aperto un mondo, cioè ho scoperto che oltre all'educazione tradizionale dalla quale io provengo con le mie 4 lauree, c'era molto di più. E quindi sono andata appunto, ho fatto la formazione Montessori a Roma, poi mi sono letta i libri di Steiner, ho visitato varie scuole libertarie, cioè ho scoperto che c'era molto, molto altro dopo l'educazione tradizionale. E vedevo, man mano che studiavo e applicavo su mia figlia, i miglioramenti, sia diciamo del suo rendimento, ma soprattutto i miglioramenti nelle sue relazioni, perché diciamo quando tu stai bene, allora vai anche volentieri a scuola, vai anche volentieri a stare con gli altri ragazzi, perché adesso ti faccio un esempio, c'è una grande piaga sociale che sta diventando sempre più grande ma che pochi conoscono, a meno che non hanno un bambino che ha quel tipo di problema, che è l'ikikomori. Hai sentito mai parlare di questa cosa? No, no. Allora, l'ikikomori non è altro che è un fenomeno che va sempre, ma adesso con questi lockdown, non ti dico si è ingigantito, sono ragazzi che non vogliono più uscire di casa, non vogliono andare a scuola, non vogliono vedere i loro amici, vogliono solo stare online. Cioè vivono tutte le loro relazioni solo virtualmente. Tu capisci bene che è un enorme sta diventando problematico. Sì. Sì, perché sono ragazzi che non vivono nella realtà e non vogliono avere contatti con l'esterno. Quindi in realtà il danno che sta venendo fuori da tutta questa situazione, io direi paradossale, è che noi non ci rendiamo conto del prezzo che pagheranno psicologicamente e fisicamente sia i ragazzi che gli adulti nel tempo, capito? Quindi la nuova pedagogia ti aiuta, ti dà degli strumenti sia nell'immediato. Ecco, quando si comincia un percorso con Scuolagire,
Noi chiediamo quali sono gli obiettivi delle persone che fanno, diciamo, vogliono fare appunto intraprendere il percorso. E noi chiediamo che obiettivi avete a breve, medio e lungo termine. Ok? Ed è interessante vedere come c'è proprio una presa di coscienza di quello che vuoi essere tu come adulto, perché parliamoci chiaro, un genitore infelice avrà un figlio infelice. Cioè quello che noi siamo, Sicuramente trasmettiamo. sì. Quindi il primo compito di un genitore e di un educatore è essere felice. E noi lavoriamo su questo. Hai visto che uno dei video, anzi colgo l'occasione per ringraziare Eugenio Miccoli, che ha fatto i primi video, le pillole di nuova pedagogia, dai quali tu hai tratto i titoli. Cioè il primo video che ho fatto, io l'ho intitolato Smettila di essere infelice. Perché la felicità, la gioia, è un barometro, è un termometro. Se tu sei infelice, vuol dire che c'è qualcosa che nella tua vita non funziona e questa infelicità diventerà come una nuvola che tu ti porterai dietro, un po' la nuvola di Fantozzi, e farai piovere su tutti quelli che ti stanno accanto. Quindi il primo dovere di un adulto che ha dei bambini, poi se sei da solo e ti vuoi buttare in me, cioè fai quello che ti pare, ma se tu hai la responsabilità di essere un genitore, di essere un educatore, la prima cosa da fare è lavorare su te stesso, lavorare sul tuo talento. Cioè, dato che comunque, se posso aggiungere una cosa, dato che comunque tutte le cose che accadono in questo momento, compreso l'uso dei cellulari, è comunque una forma che abbiamo creato noi, quindi in qualche modo dobbiamo pure impegnarci per cercare di correggere questo stato di cose, perché è chiaro che così è un po' dura riuscire a garantire un futuro ai bambini, perché vedo molte nuvole all'orizzonte. Molte nuvole. Ma guarda, in realtà, nonostante per esempio gli staneriani siano completamente contrari all'uso di internet, io dico che invece, secondo me, non è l'uso, cioè non è l'internet in sé, ma è come devo dirti, il modo in cui noi ci approcciamo a questi strumenti. Certo, Perché il modo, certo. può essere utilissimo in caso di emergenza. Internet è una fonte di notizie, di studio, per esempio, per gli studenti, ma il problema è diventare capaci di usare questi strumenti in maniera consapevole, per esempio, anche insegnandolo ai propri figli. E poi... Posso fargli una domanda? Sì. Perché mi incuriosisce sempre, da tempo che la volevo fare, poi non è mai capitata l'occasione. Che differenza c'è tra il metodo Montessori e Steiner? Allora, hanno tante cose in comune, perché hanno tutti e due un approccio educativo di tipo cosmico, cioè un approccio di tipo spirituale. Ecco, questa è una parola chiave della nuova pedagogia, in quanto col fatto che noi siamo troppo imbevuti di positivismo, ok? Cioè di scienza o di pseudoscienza, abbiamo completamente allontanato tutto ciò che è un aspetto invece fondamentale dell'essere umano, che è la spiritualità. E quindi ti posso dire che hanno sicuramente delle cose, diciamo, delle differenze tra Steiner e Montessori, però come nucleo centrale, e in questo diventano simili, sono tutti e due dei pionieri delle colonne portanti della nuova pedagogia, hanno questa visione cosmica dell'educazione, cioè un approccio che vada oltre soltanto, diciamo, il punto di vista materialistico della vita. E quindi puoi immaginare che i bambini si lavora su temi come l'anima, su temi come, vabbè, altra parola chiave della nuova pedagogia è l'arte. L'arte che nei curriculum scolastici tradizionali è in fondo alla piramide, no? Che c'era un'ora di disegno, un'ora di musica. Nella nuova pedagogia l'arte è in cima alla piramide. Noi usiamo l'arte per aiutare i bambini a sviluppare la loro naturale creatività. Nasciamo tutti artisti, tutti creativi.
Poi questa facoltà nella scuola tradizionale viene, come dire, repressa, mentre invece dovrebbe venire fomentata, dovrebbe venire implementata, perché un bambino che, a cui non vengono spuntate le ali, cioè gli viene lasciata la sua naturale creatività, sarà un adulto creativo, cioè uno che riesce ad avere 200 risposte a un problema, capito? Quindi ecco, sia Steiner che la Montessori davano tantissimo spazio all'arte, capito? Perché l'arte poi è un mezzo anche per esprimere tutti gli aspetti dell'essere umano, cioè sì, si fa col corpo l'arte, quindi il corpo fisico, si produce tramite l'emozione, quindi aiuta a rafforzare il corpo emotivo e aiuta il mentale. Quindi l'arte è veramente lo strumento, uno degli strumenti più preziosi della nuova pedagogia, e in questo sia Montessori che Steiner, diciamo, hanno in comune questa cosa. Come differenze, ti dico, veramente sono minime, perché tutte e due, ecco, forse ecco una differenza, mentre per la Montessori l'insegnante è solo un osservatore, cioè l'insegnante predispone l'ambiente e basta, osserva i bambini giocare. Invece per gli steineriani l'insegnante è, diciamo, la figura che porta avanti la lezione. I loro insegnanti hanno lo stesso insegnante dalla prima elementare alla terza media, che cioè hanno il ciclo degli 8 anni. Quindi l'insegnante è molto importante. Mentre invece per la Montessori l'insegnante è altrettanto importante, ma è l'ambiente più importante. Cioè l'insegnante predispone l'ambiente affinché il bambino possa cimentarsi nell'autoeducazione. Si parla più di autoeducazione, capito? Ecco, queste sono, diciamo, le cose che li accomunano e anche quello che, se proprio vogliamo trovare delle differenze. Però per tutti questi pedagogisti il bambino è al centro, cioè non è una visione adultocentrica, cioè non è l'adulto che comanda la lezione, è il bambino che in qualche modo viene lasciato libero di autoeducarsi. Questo è un altro tema importante della nuova pedagogia. La domanda viene spontanea, diceva un signore in televisione, no? La domanda nasce spontanea, ma operativamente poi tutto questo come lo svolgete? Cioè, nel vero senso della parola, cioè certo deve stare al centro il bambino, ma come si fa? Come si fa? Allora, noi di Scuola Agire ribadiamo continuamente questa frase, è che genitori ed educatori non si nasce, si diventa. Per cui bisogna assolutamente formarsi in nuova pedagogia, perché la nuova pedagogia non viene insegnata al MIUR, all'università, capito? Cioè bisogna purtroppo, dato che non è, mentre faccio un'ipotesi, in Germania le scuole di nuova pedagogia sono pubbliche, cioè tu non è tanto sostenuta l'homeschooling, ma ti danno un ventaglio di scelta, c'è la scuola steineriana, la scuola montessoriana, la scuola libertaria, statale. Quindi un grande aiuto. No, da noi non c'è. Quindi in Italia di solito funziona così: o i genitori si mettono insieme ad altri genitori, si formano e creano dei gruppi di homeschoolers che si sostengono, oppure si rivolgono ad una educatrice di nuova pedagogia e aprono delle scuole parentali. Si chiamano parentali perché sono i genitori che danno ad una persona di fiducia il compito di istruire e educare i propri bambini. Però io dico sempre, dobbiamo smetterla di delegare agli altri la soluzione dei nostri problemi. Questa è proprio una tara mentale della nostra educazione del passato. Noi dobbiamo metterci in testa
che quando diventiamo genitori dobbiamo essere coinvolti, siamo i genitori, dobbiamo essere coinvolti nel processo educativo dei nostri figli, quindi dobbiamo sapere di che cosa parliamo. Cioè ci vuole una scuola per diventare genitori consapevoli. Questo l'ho sperimentato in prima persona, perché ecco la differenza fra essere mamme e madri. Mamme, cioè rimani incinta, fai un bambino, sei mamma. Madre significa essere consapevoli del ruolo, cioè devi fare un percorso che ti dia la possibilità di esprimere al massimo questo ruolo fondamentale per l'umanità, per non dire per tutti i pianeti. Cioè, voglio dire, non credo che altrove, in altri sistemi solari, le madri o comunque il genere della vita sia secondario. Questo voglio dire. Certo, no, sono d'accordo. Visto il momento, in effetti noi diventiamo genitori, ma non sappiamo neanche come fare, ci inventiamo. È così. Ci inventiamo, cioè, alla quindi fine, diventi genitore, no, io penso, diventi mamma e ti trovi davanti un bel problema, perché non sai cosa fare. Perché poi, tra l'altro, uno può anche rispondere, questa è una delle cose che mi viene detta più spesso, ma è sempre stato così, ma io sono cresciuto, no? È che hanno fatto i miei genitori, non lo farò anche io. Ecco, questo si poteva fare, diciamo, nell'era che ci ha appena abbandonato, perché noi il 21 dicembre 2020 siamo entrati ufficialmente nell'era dell'acquario. Oggi, e questo voglio dire, lo vediamo già da qualche anno, non puoi fare questo ai bambini. I bambini di oggi sono molto più intelligenti di noi, sono molto più forti di noi e pur di affermare la loro volontà sono capaci di farti vedere i sorci verdi, perché hanno molte più strategie. Ok? Cioè noi, rispetto a queste anime altamente evolute che stanno venendo sul pianeta, siamo un po' dei salami. Quindi ci dobbiamo preparare anche perché, ripeto, per accogliere queste anime dobbiamo essere più che pronti. Dobbiamo dare loro il giusto nutrimento, che non sia solo quello ovviamente biologico del cibo, ma soprattutto un giusto nutrimento emotivo e mentale. Perché sennò questi ragazzi veramente ci fanno passare dei quarti d'ora. Lo vedi quanti problemi dall'adolescenza, che è il periodo più critico della vita di un abitante di questo pianeta. Questo problema ce l'hai finché sei inconsapevole. Se sei un genitore consapevole, un adolescente non ti darà problemi. Capito? Questo ecco, questo di cui hai parlato adesso, perché già a nuova pedagogia, adesso pian pianino ci introdurremo dentro il cuore di questo argomento, no? Perché già ne stai parlando, ma hai toccato anche un punto che per molti è una specie di barzelletta, no? Perché quando cominci a parlare di cosmo o altri pianeti, tutti stanno sulle nuvole in questo pianeta ma non vedono niente, cioè c'è sempre la testa fra le nuvole, ti dicono, però non vedi nulla. Quindi non lo so, comunque credo che qui ti chiederei magari di soffermarti, no, su questo punto, perché per molte persone è una cosa, ma di che cosa sta parlando? Allora, io so di che cosa stai parlando, però molti non hanno questa consapevolezza, no? Allora, io sono l'inventore dell'acqua calda, ma insomma. Ti ringrazio, io voglio ricordare il modo in cui ho conosciuto Pierluigi. Pierluigi è autore di un libro straordinario che è Trattato X, in cui parla insomma di extraterrestri, anche perché lui ha avuto delle esperienze in questo, è un contattista potremmo dire, comunque ha avuto un'esperienza di questo genere, e quindi dato che sono appunto una curiosa, perché ecco questa è un'altra cosa tipica della nuova pedagogia, non si può fare nuova pedagogia senza essere curiosi, cioè io sono curiosa di tutto e quindi da quando ero bambina mi sono sempre interessata a questi argomenti.
E quindi ho contattato Pierluigi, siamo diventati amici di chat, poi ci siamo anche incontrati, e quando ha fatto l'associazione ho detto assolutamente voglio farne parte, perché all'interno del nostro percorso di Scolagire noi abbiamo un laboratorio che si chiama del risveglio, in cui io parlo di esopolitica, perché l'esopolitica è secondo me la scienza non del futuro, del presente. Oggi più che mai, soprattutto dopo quello che è successo con Trump in America, dove diciamo lui ha fatto addirittura una legge dicendo che vanno desegretati i documenti che tengono nascosti, occultati da decine di anni, e questo avverrà a giugno, ha dato praticamente la speranza che finalmente si sollevi questo velo che è stato calato sulla storia dell'umanità, perché è altro punto fondamentale, noi della nostra storia non sappiamo niente, soprattutto del nostro passato remoto, da dove proveniamo, chi siamo, cioè queste sono tutte, diciamo, i ricercatori più con i quali noi siamo in contatto. Tra l'altro li invitiamo allo step successivo di Scolagire, alla Libera Università. Adesso abbiamo iniziato da poco un percorso di storia divergente con Nicola Bizzi, che è uno storico che però è un eretico, lui si definisce un eretico, perché oggi come oggi abbiamo capito, per fortuna ringrazio la scolarizzazione di massa del secolo scorso, siamo arrivati a capire che ci hanno tenuto nell'oscurità e nelle menzogne per centinaia di anni, ok? Perché era più comodo avere un'umanità docile, domesticata, che, come devo dire, lavori senza farsi troppe domande. Diciamo Purtroppo per loro, però, per chi ha pensato questo, diciamo, il sistema nel quale noi siamo completamente immersi, pensando che sia l'unico sistema possibile di vita sul pianeta, ok? Questa è l'immagine che ci viene proiettata dai mass media. Purtroppo per loro alcune persone si stanno risvegliando, e queste persone che si stanno risvegliando si stanno facendo delle domande perché la narrazione che ci viene proposta dai media, dalla scuola, dalla famiglia, perché poi quella è l'unica che conoscono, non combacia con le ricerche attuali, con i dubbi che vengono, e per cui insomma c'è molto da fare. Ecco perché il compito principale della nostra nuova era è quella di diventare tutti scienziati, cioè mentre nell'era dei pesci eravamo in un momento fideistico dell'umanità, no? Dove dovevi avere fede in quello che ti veniva detto. Nell'era dell'acquario ti viene chiesto di diventare scienziato, cioè io mi fido di quello che tu dici fino a un certo punto, perché vado a vedere ho abbastanza una facoltà mentale abbastanza sviluppata da cercarmelo da solo, per vedere se quello che tu mi dici è vero oppure falso. E ovviamente credo che questo sia anche indispensabile, perché visti i risultati che abbiamo avuto fino ad oggi, mi pare che ci siano i presupposti per cominciare a vedere noi le cose, dice qualcuno, anziché stare seduti nel divano ad aspettare che ci arrivino le notizie. Magari forse se riusciamo a muoverci riusciamo ad avere una cognizione diversa che ci permette poi di fare delle scelte diverse. Sei d'accordo su questo? Guarda, in realtà noi non abbiamo scelta, cioè noi saremo obbligati a fare questa cosa, perché adesso viviamo una condizione talmente paradossale, come ti ho detto prima, che se noi non agiamo, infatti il nostro progetto si chiama Agire, Scuola Agire, che non è scuola lamentarsi, scuola startene a casa e aspettare che qualcuno ti risolva il problema, ma dobbiamo agire. Cioè se non agiamo non risolveremo nulla, ma per agire ti devi preparare e devi farlo in maniera coordinata in un gruppo, perché
come dice il maestro tibetano che noi abbiamo come riferimento, soltanto vivere in gruppo, lavorare in gruppo sarà, diciamo, possibile nel futuro, perché il singolo verrà schiacciato, ma basta vederlo adesso con quello che sta succedendo, quanto queste parole siano state profetiche. Sì, credo anch'io che la comunità sia... Posso aggiungere una domanda, Lalele? David Pierre. Tu hai accennato al fatto che in un futuro le generazioni di questi ragazzi saranno completamente diverse. Io sai benissimo che nel romanzo invece parlo che un'infanzia, secondo un'altra visione, non esisterà più. E questa è una domanda che molti mi hanno posto, perché l'umano ancora non riesce a concepire un'idea di una vita senza un'infanzia. Cioè, nasceranno che saranno già direttamente attraverso un sistema già maturi, cioè usciranno praticamente da questo, chiamiamolo sistema, già ventenni, cioè verrà eliminata tutta la parte dell'infanzia. Secondo te è possibile o è proprio drammatica una cosa del genere? Allora, guarda, ti dico, se noi lo pensiamo perché c'è stata un'evoluzione dell'umanità tale da vivere questa cosa in maniera, come devo dirti, evolutiva, magari potrebbe anche essere possibile, ma non dimentichiamo che in realtà l'infanzia è un periodo fondamentale. Adesso nel nostro livello evolutivo è fondamentale perché sui primi 3 anni di vita di un essere umano, 3 anni, non 30, viene fondata l'impalcatura mentale sulla quale poi tutta la vita da adulto si baserà. Quindi i traumi che noi abbiamo da 0 a 3 anni determineranno lo svolgimento della nostra esistenza. Magari vivessimo un'evoluzione tale che non c'è, diciamo, bisogno di un'infanzia. Per ora, per quello che riguarda me nel presente, io certo non ho palle di vetro, non so come sarà il futuro, non so dove arriveremo. Ho paura di un futuro, forse perché sono legata, comunque sono una donna di 60 anni, sono legata al mio passato, ho paura di un'umanità senza infanzia, perché l'infanzia è, diciamo, i bambini sono quelli che rendono il mondo gioioso. A vivere un mondo di soli adulti un po' mi fa paura, mi fa venire in mente quel come si chiama? Quel film, sì, l'avete visto, On Time? Arrivavano fino a 25 anni e poi rimanevano eternamente giovani, ma avevano un orologio sul braccio, praticamente un chip, e venivano pagati in ore di vita. Per cui se non lavoravi, o comunque avevi tipo 24 ore di vita tutti i giorni. Quindi ecco, gli scenari che si stanno prefigurando dove vogliono portare l'umanità non mi piacciono molto. Credo molto nella determinazione di persone consapevoli che possono con le loro azioni e i loro progetti cambiare gli scenari. Questo lo credo fortemente. Non a caso sono venuta a vivere in Sardegna, ho venduto la mia casa di Roma e sono venuta a vivere in Sardegna, faccio, si può dire... Perché qua siamo molto svegli, in Sardegna siamo molto risvegliati e svegli, quindi per questo che sei venuta qui. Io ti dico, io sono sempre stata innamorata della Sardegna, ho avuto anche un fidanzato sardo che mi ha fatto conoscere la meraviglia di questo posto. Poi io non considero la Sardegna Italia, io l'ho sempre detta questa cosa. Per me la Sardegna è il 6º continente ed è un popolo per cui Gigi, perdonami Ade, ti chiudo il microfono quando non stai parlando perché rientra c'è un ritorno dal tuo microfono proprio che non si sente quello che dice Adele, capito? Quindi lo accendo solo per quando devi parlare, o accendilo tu, ok? Accendilo tu direttamente, magari quando devi prendere la parola accendilo, ok? Benissimo. Ok, grazie.
Scusami adesso. Comunque, non so se si è capito il mio amore per la Sardegna, che mi ha spinto a lasciare tutto e a venire a fare un salto nel buio, a venire a vivere qui alla mia età e a iniziare Campo Tagore, che è questo progetto di libera università che stiamo per ora facendo online proprio per le difficoltà che stiamo avendo a vederci dal vivo, perché queste brave persone ci vogliono separare, ci vogliono togliere, hanno tolto la cultura, hanno tolto l'arte, tutte le cose importanti. Adele, mi puoi parlare di Campo Tagore? È molto diverso da quando sei venuto a visitarlo, Pierluigi, è cambiato, stiamo facendo sempre... Allora, Campo Tagore è un terreno di 5.300 metri, quindi è un piccolo terreno, un fazzoletto, io dico, dove facciamo un progetto di permacultura, quindi coltivazione biologica, biodinamica, e è stato pensato per riunirci noi di Scuola Agire e con tutte le persone che adesso stanno facendo la nostra libera università di nuova pedagogia, per studiare insieme, meditare insieme, fare progetti insieme. Quindi è proprio, come vi devo dire, perché quello a cui vogliamo, diciamo, la nuova pedagogia cerca di costruire progetti pedagogici di tipo comunitario. Cioè ci viene detto dai grandi saggi del presente e del passato che dobbiamo creare di nuovo delle comunità educanti, delle comunità autosufficienti, perché, ripeto, soltanto vivendo in gruppo riusciremo a sopravvivere e a, in un certo senso, dare una qualità alla nostra vita. Io ringrazio molto questa crisi che stiamo vivendo, perché ci sta facendo fare passi da gigante nella consapevolezza. Questa è un'epoca di scelte. Quindi, se vuoi continuare a dormire, è proprio pillola rossa e pillola blu di Matrix. Se vuoi continuare a dormire, il sistema te lo fa fare subito, ti dà tutti gli aiuti che tu vuoi per continuare a dormire. Se vuoi svegliarti, invece, ti devi rimboccare le maniche, trovare gli altri come te che stanno facendo questi percorsi e, come vi devo dire, e lavorare insieme agli altri, perché si sopravviverà solo lavorando in gruppo. Questo è. Altra domanda che sorge spontanea, visto che abbiamo parlato di risveglio, questa domanda qui, per articolare meglio questo risveglio, quindi me la sono scritta perché te la dovevo fare. Tu ne hai parlato spesso nelle conferenze del risveglio, ma il risveglio, che cos'è per te il risveglio? A cosa lo associ e come mai proprio adesso questo risveglio? Cioè, tu prima hai parlato di un cambio di era, un nuovo passaggio, si passa dalla costellazione dei pesci alla costellazione dell'acquario, fisicamente proprio c'è un'influenza diversa da parte di questi astri sulla nostra vita, giusto? Quindi non so, spiegaci questa cosa, cioè il risveglio è collegato. Allora, esatto. La parola risveglio sicuramente non l'ho inventata io, è una parola che ci viene dall'antichità, da quando i rishi indiani, io sono un insegnante di yoga, migliaia di anni fa dicevano che quando ci sarebbe stata l'era dell'acquario, che è esattamente la nostra epoca, l'umanità avrebbe avuto un risveglio. E più volte, più personaggi nel corso dei secoli hanno parlato di risveglio, addirittura parliamo di Dante Alighieri. Dante Alighieri ha scritto nel suo poema che pochi conoscono perché ce l'hanno fatto odiare a scuola, era troppo rivoluzionario per dirci veramente quello che c'è scritto nella Divina Commedia. Dante Alighieri ha scritto nel poema: sto scrivendo qualcosa che verrà compreso solo fra 700 anni, cioè nell'era dell'acquario. Cioè c'è proprio un messaggio di salvezza per l'umanità contenuto all'interno del poema. Infatti
abbiamo invitato Maria Castronovo, che in questo momento per noi è un faro della nuova pedagogia e per me la massima esperta di questa lettura di Dante Alighieri all'interno della nostra Libera Università. A maggio faremo questo percorso di nuova pedagogia di Dante Alighieri. Perché cos'è il risveglio? Per dirtelo, per farti una favoletta sul risveglio, ti parlerò di un'altra cosa importantissima, che è la caverna, il mito della caverna di Platone. Cosa diceva Platone? Che c'è una caverna buia in cui le persone sono legate con le catene anche al collo e possono vedere solo il fondo della caverna. Dietro di loro c'è ovviamente l'uscita dalla caverna, c'è come un fuoco dove passano alcune persone che portano in testa degli oggetti e questo fuoco proietta nel buio della caverna, quindi sulla parete opposta all'uscita, delle immagini. E le persone credono che quelle immagini proiettate siano la realtà. Ma uno di queste persone incatenate si riesce a liberare. Si leva le catene, esce dalla caverna e vede che fuori c'è una luce smagliante e il mondo è completamente diverso da quello che c'è nella caverna mentre era incatenato. Allora cosa fa? Va dentro per avvisare gli altri e per cercare di liberarli. E loro cosa fanno? Lo aggrediscono e quasi lo uccidono perché non gli credono. Questo è il mito di Platone. Va bene? Presente nel Timeo. Allora, anche nella... Allora, qual è questa metafora? Questa è veramente l'attualità di questo mito. Che noi stiamo vivendo esattamente la stessa cosa. Cioè, ci viene proposta come realtà un'immagine televisiva, cinematografica. Cioè, per esempio, l'industria di Hollywood è stata creata dal sistema per darci un modello di vita ritenuto accettabile, normale, ma sono loro a decidere quali sono i parametri. Allora io quello che dico, sai cos'è il risveglio, Salvatore? È capire che la nostra vita è un film, alzarsi dalla sedia e uscire dal cinema. Quello è il risveglio. Chiaro. Tu hai fatto un'immagine, mi aspettavo una risposta del genere perché chiaramente anch'io... Adele, adesso che succede? Un'altra domanda. Come si arriva dalla regia alla pedagogia? Ecco. Come si arriva dalla regia alla pedagogia? Ma si arriva per amore. Ho avuto mia figlia a 40 anni. Io per i miei primi 40 anni ho fatto la regista in televisione, ho fatto il telegiornale, avevo una compagnia di teatro e quindi ero completamente proiettata nel mondo dello spettacolo. Poi a 40 anni è avvenuto questo miracolo. Sono diventata madre e questa cosa questa gioia mi ha talmente coinvolto che ho capito che potevo prima di tutto rendere mia figlia felice soltanto se io fossi stata felice, e in televisione non ero così felice, dico la verità, anzi ero piuttosto sconcertata dal fatto, perché ero consapevole che mandavamo in onda un mucchio di bugie, perché ero lì, ero in regia, però diciamo l'amore per questo essere piccolissimo, questo capolavoro che ti viene messo in braccio. Tra l'altro ho partorito in acqua, anche questa è un'esperienza straordinaria. Capisci che la vita è molto altro. E allora mi sono dedicata a diventare madre, ho studiato, mi sono iscritta alla facoltà di psicologia dello sviluppo per capire, cioè come avete capito sono una molto determinata. Ho lasciato la TV che non mi lasciava tempo per stare con mia figlia e non volevo farla vivere in quella atmosfera. Quindi come devo dire, sono arrivata alla pedagogia per amore, non ho smesso di essere una regista, tant'è vero che a Campo Tagore ho fatto un teatro, ho fatto un anfiteatro all'aperto, quindi il mio amore, vedi, ne volevo parlare, ho anche scritto un libro di teatro,
che è teatro evolutivo, magari lo aspetta che lo mandiamo, aspetta, sì. che così... Ho scritto anche un libro di teatro, perché secondo me il teatro è la forma d'arte più evolutiva che c'è, allora, più completa. Perché? Perché se tu fai un teatro di tipo evolutivo, non solo cresci tu e fai un percorso tu come regista, attore o tecnico del teatro, ma soprattutto dai la possibilità alle persone che vedono lo spettacolo di fare un cambiamento interiore, una catarsi, direbbe Aristotele, cioè, come devo dirvi, un modo di ampliare la nostra coscienza semplicemente vedendo il lavoro di ampliamento che hanno fatto gli altri. Non c'è uno strumento più grande rispetto al teatro per quello che mi riguarda. Ecco come sono arrivata alla pedagogia, perché quando ero regista io ero già una pedagogista in un certo senso, capito? Sono molto interrelate. Un'altra cosa voglio dire che riguarda la Sardegna. Il mio editore è sardo, è Stefano Piroddi, un grande autore di libri sulla storia della Sardegna, che lui promuove proprio anche qui un risveglio dei sardi. Lo conoscete? Il libro. Questo ecco è il mio. qua. Sì. Sì. Ok, scusate, in realtà perché ce l'avevo in una posizione sbagliata. Ecco. Vabbè, non c'è problema. Questo è il mio libro, edito dalla Città degli Dei di Stefano Piroddi. Stefano fa un lavoro meraviglioso che è quello di sensibilizzare i sardi, facendogli ricordare tramite i suoi romanzi chi sono stati. Vedi, anche lui si occupa di risveglio, perché i sardi, fammelo dire, i sardi, quando si ricorderanno che erano dei cavalieri, dei condottieri, dei guerrieri, forse si sveglieranno da questo sogno ipnotico, usciranno dal cinema, cioè da un'educazione che gli fa dimenticare chi sono davvero, e torneranno ad essere quello che sono, un popolo magico, un popolo sciamanico, un popolo forte, un popolo che capiva veramente, un popolo fortunato. Io sento i giovani sardi che mi dicono: ah, voglio andare via dalla Sardegna, qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Qua c'è tutto, ragazzi, non dovete andare via. Qui non c'è niente. Sì, gli dico, andate a fare gli schiavi per la Merkel in Germania o per qualche altro imbecille in giro per l'Europa che schiavizza l'Italia e fa partire i nostri giovani. Questo è il risveglio. Se i nostri giovani capissero, si tolgono queste nebbie che gli danno i mass media e capissero la ricchezza della Sardegna, smetterebbero di andarsene. L'energia della Sardegna, la sardana che è in noi. Tocchi un nervo scoperto, perché sai benissimo in questi giorni tutta la lavorazione che sto facendo per avere una sede per la nostra associazione, che è una cosa deleteria, riuscire a comunicare con il mondo, e mi rendo conto veramente la difficoltà che poi tu hai un sogno nel cassetto e ti sbatti contro un muro di gomma di persone che ti mandano da una parte all'altra, ti rimandano, ti tornano indietro, e non riesci mai a realizzare il tuo sogno. Io sono una persona che, come sai, non demorde, non cado facilmente, che se cado mi rialzo. Questa battaglia prima o poi la vincerò. Se non sarà... Ma sì che la vincerai, però tu lo sai che io ho tutto un altro approccio. Come è nato Campo Tagore? Noi abbiamo fatto una raccolta fondi per bypassare il sistema, perché il sistema non vuole che noi facciamo cose creative, cose che aiutano gli altri. Il sistema vuole solo fare cose per guadagnare dal nostro lavoro. Mentre da Campo Tagore, diciamocelo, finora sono solo in perdita, ma non me ne importa, perché è la mia missione. Perché se lo volessi fare per guadagnare, avrei già finito questo progetto. È possibile che prima o poi arriverò a fare il percorso che hai fatto tu. Io sto provando un altro percorso per mani, per poi dire: oh, Adele aveva ragione, no? Però per adesso voglio provare se effettivamente riusciamo io te lo auguro per Luigi. Qualche cuore sano. Ti prego per Luigi, dammi la prova che mi sbaglio. Ti prego. No,
io guarda, non mi voglio convincere così facilmente a dirti che hai ragione, però Ecco. ci devo sbattere la testa di prima Dai, persona. dai, qui la testa voglio No, dire, bene, mettiamola così. Mettiamola così. Diciamo che nel nostro risveglio stiamo cercando anche di risvegliare qualcuno. Magari diventiamo contagiosi in maniera negativamente positiva, come diceva qualcuno, non virali, però comunque contagiosi positivamente, perché parlare di contagi adesso non è che sia molto bello, battuta retorica, però dobbiamo provarci perché anche quelli delle amministrazioni poi alla fine sono persone come noi, ma quindi sì, ma sì. ci Guarda, dobbiamo provare. ti dico una cosa, sto leggendo un libro meraviglioso perché a settembre farò un approfondimento di nuova pedagogia sudamericana e sto leggendo un libro di Paulo Freire. Paulo Freire è un pedagogista che faceva alfabetizzazione agli operai che non sapevano leggere e scrivere. E lui dice una frase che mi ha lasciato, guarda, mi ha veramente riempito la giornata. Cioè, ha scritto che la liberazione non è tanto e soltanto dei poveri, ma anche di chi li opprime. Cioè, ti rendi conto? Cioè, dobbiamo umanizzare i nostri oppressori e lo potranno fare solo i poveri. Questo è fantastico. Oppure i bambini. E certo, i più deboli sono i più forti. Noi dobbiamo da adulti solo diventare degli strumenti adatti a... Parliamo della parola sviluppo. Cosa vuol dire sviluppo? Dimmelo tu Salvatore e dimmelo tu Pierluigi. Cosa vuol dire sviluppo? Adesso la maestra viene fuori in me. Dai, che significa la parola sviluppo per voi? Sviluppare per me significa, diverse, dipende dove lo attacchiamo. In generale, sviluppare è partire per esempio, da un concetto e portarlo fino a un argomento completo. Oppure, se vogliamo sviluppare, che ne so, nell'educazione, chiaramente partiamo da un piccolo progetto che è il bambino fino a farlo diventare un grande. Ecco, quello è uno sviluppo. E quindi deve prendere questo sviluppo, ovviamente, tutti gli aspetti. Quindi è un aumentare, giusto? È un aumentare, certo, Pierluigi, però tu che in maniera pensi? positiva. Aspetta, aspettiamo Pierluigi. Pierluigi, che vuol dire sviluppo? Per me è la crescita interiore. Crescita interiore. Allora, parlate sempre di crescita. Ecco, questo è un condizionamento del sistema, perché nel nostro sistema è come se il mondo dovesse sempre crescere. Allora ci hanno messo nella testa che sviluppo significa crescere. Invece, la parola sviluppo vuol dire togliere i viluppi, i condizionamenti. Non crescita, che è una cosa che vuole il nostro sistema, noi dobbiamo decrescere, altro che crescere, capite? Quindi persino la parola sviluppo. Ma decrescere in che senso? Decrescere, vabbè, si parla di decrescita felice, per esempio, adesso per esempio oggi io sono senza acqua, da ieri sera non abbiamo acqua, perché sprechiamo l'acqua? Cioè decrescere nel senso di usare meglio le risorse del pianeta, ok? Ma posso rimanere in maniera più umile rispetto alle cose. No, soprattutto capire che lo sviluppo avviene solo se tu non impedisci a un bambino di crescere, di fare le sue esperienze, opprimendolo con i tuoi condizionamenti, perché quello sta avvenendo. Noi non facciamo sviluppare i bambini come dovrebbero, perché mi viene in mente, sì. Se posso aggiungere, giusto per rafforzare quello che stai dicendo, condivido. Stasera c'è presente anche Tiziano Lamantea, che è uno del mio gruppo in armonia con l'universo. Lui fa i massaggi Shiatsu, è un operatore fantastico. Abbiamo fatto una conferenza con lui. Tiziano, io cito ancora una volta quello che mi hai detto una volta a proposito di questo, che praticamente si faceva l'esempio del ragazzo che andava ad imparare la musica da un maestro e
e finché il maestro lo ha tenuto rigido nel suo insegnamento, questo ragazzo non riusciva a volare. Non appena il maestro lo ha liberato, ecco che questo ragazzo ha cominciato a dare il meglio di sé. Io penso che si lega a quello che stai dicendo adesso. Sì, Questo sì, perché allora calcola che adesso è stata fatta proprio una ricerca, abbiamo bambini che il 98% dei bambini che stanno nascendo in quest'epoca hanno punte di genialità. Sono bambini che imparano a 3 anni già a leggere e a scrivere, cioè sono bambini che quasi non hanno bisogno degli adulti, va bene? Poi questi bambini vengono mandati a scuola e sempre questa ricerca ha visto che queste punte di genialità già nella scuola elementare diminuiscono del 50%. Quindi se crediamo allo sviluppo, uno dice vado a scuola, il bambino diventa più capace. No, perché il sistema scolastico è creato per diminuire la tua intelligenza, non per aumentarla. Ma non è solo a dire questa cosa, però è vera. Non è solo il sistema scolastico, perché da una parte è vero che il sistema, però molte volte si intromettono i genitori nel cambiamento di un bambino? Quante volte? Quasi. È normale che sia così. Ecco perché Scolagire si rivolge a genitori ed educatori. Se i genitori hanno un bambino geniale, ma non lo capiscono, lo portano dallo psichiatra. Capisci? È quello che ti voglio dire. Loro non capiscono il loro figlio. Quindi il problema non è del bambino. Molte volte cosa si fa? No? Un genitore dice, sai, mio padre era dottore, mio figlio deve diventare dottore. Ma se è quello di fare il dottore non gliene può fregare meno. No, ma sai, il babbo ti lascia già lo studio, così tu non devi fare altro che seguire le mie... E quello magari voleva andare a fare, che ne so, il meccanico da un'altra parte, oppure è innamorato di archeologia, non gliene frega nulla di fare il dottore, capisci? Cioè, ma guarda, io questa cosa l'ho vissuta sulla mia pelle. Mia madre era proprietaria di un albergo, voleva che io facessi l'albergatrice. Quando le ho detto, mamma, io voglio fare il teatro, per lei è stata una malattia. E per fortuna sono riuscita, diciamo, ad accontentarla andando a lavorare in televisione, non era il teatro, ma per lei almeno era qualcosa di più che fare l'artista. Ma io ho dorato la pillola. Capito? Sì, ho resistito 13 anni, poi mi sono licenziata. E lei, quando mi sono licenziata, non mi ha parlato per 5 anni. Però non è colpa di mia madre, è il suo condizionamento. È il condizionamento. Poi questo... Cioè, se lasciassero fare tutto quello che noi vogliamo fare come bambini, che uno dice, ma tu cosa vuoi fare da grande? Ah, sai, io sogno di fare il pompiere, oppure il mio hobby è sempre stato quello, non so, di appassionarmi, non lo so, all'archeologia, e poi invece di andare a fare l'archeologo da grande, che sarebbe stato il mio continuo, no? Il mio hobby naturale, no, vado a fare, non lo so, lo scrivano segretario verso un comune, cioè cambia completamente, no? Rimane sempre dentro quella passione che non la potrò mai sviluppare, e invece devo andare a fare lo scrivano, l'usciere verso una portineria. Cioè, allora, guarda, io ti dico un consiglio che ne diamo ai nostri genitori, ma anche agli educatori. L'anima che si incarna fino agli 8 anni ricorda la sua missione. Quindi basta osservare un bambino da quando nasce fino agli 8 anni per capire quell'anima cosa è venuta a fare. Allora, un genitore consapevole cosa fa? Osserva e capisce cosa quel bambino, di cosa ha bisogno per sviluppare questo suo desiderio di missione. Per esempio, che ne so, un bambino che vuole disegnare, un bambino che vuole giocare, un bambino che vuole, come vi devo dire, ballare, e lo aiuta, lo spinge in questa direzione, perché questo è il compito dell'adulto, dare gli strumenti evolutivi, ok? Questa è la missione dell'adulto, osservare e dare gli strumenti. Chiaramente veniamo condizionati dal fatto che il sistema ci dice, ah, ma se non hai una laurea sei un cretino, ah, ma vi assicuro che non è così. Un'altra dei nostri pedagogisti è Ivan Illich, che ha scritto un libro importantissimo, Descolarizzare la società, in cui dice che in realtà il sistema scolastico è fatto solo
è un diplomificio per far sì che se hai quel diploma il sistema ti certifica che tu sai fare quella cosa. Ma in realtà gli artigiani sono molto più preparati di quelli che escono con i diplomi. Quindi la cosa migliore, dice Illich, è farsi guidare da uno che ha esperienza, non uno che ha un diploma e non sai neanche se quel diploma l'ha preso per effettivo merito o soltanto perché, come vi devo dire, magari c'è qualcuno che gliel'ha dato gratis. Capite? Questa è la situazione. Ecco, per legare questo argomento adesso volevo, siccome una delle tue pillole che hai fatto online, YouTube, eccetera, parlavano di perché ti fanno studiare dai libri di testo. È lo stesso motivo per il quale ti fanno vedere la televisione. Allora, il sistema per, diciamo, far sì che tu diventi un perfetto ingranaggio da mettere all'interno del loro sistema, ok, una rotella perfetta, ti fanno studiare su quei libri, ti fanno vedere quei film. Per esempio Netflix è un grande strumento di potere, perché fanno delle serie televisive per inculcarti nel cervello determinati concetti, va bene? Questa è la macchina di Hollywood. Allora, come devo dirti, se tu non hai la fortuna di avere un educatore consapevole, un genitore consapevole, ti fanno il lavaggio del cervello tramite i libri di testo e a quel punto tu sei perfetto e ti assicuro ti danno il diploma e sarai perfettamente inseribile all'interno del sistema, ma tolto dal sistema non sarai capace di fare niente. Si chiama proprio, come vi devo dire, ci sono persone, adesso hanno fatto proprio delle ricerche che sono i cosiddetti utili idioti, cioè quelli là che sanno leggere e scrivere, però non capiscono il testo che stanno leggendo, però sanno leggere. Oppure hanno come vi devo dire, un compito di matematica, lo svolgono, ma non riescono a capire il contesto nel quale quel problema matematico è inserito. Cioè, questo è, diciamo, il senso dell'educazione tradizionale. È come aver inventato la ruota, ma non sai a cosa serve. Sì. Sì, perché avere delle persone pensanti, ecco, la Montessori e Steiner sottolineavano molto questo concetto. Non dobbiamo insegnare cosa pensare, ma come pensare. Quindi è proprio perché la Montessori insegnava il pensiero critico ai bambini dai tempi dell'asilo, lei è stata costretta a fuggire dall'Italia durante il fascismo, altrimenti l'avrebbero presa e sbattuta in galera. Magari sarebbe anche morta. È dovuta andare 9 anni in India con suo figlio per togliersi da questo enorme pericolo. Bene. Ma quindi ci troviamo davanti anche, chiamiamolo muro di gomma, ma tutta una serie di azioni che vengono svolte per tenerci in un certo modo bloccati, no? Quindi si è parlato anche di paura come controllo sociale, per esempio, no? Ecco. Come fanno? Bravo. Come fanno? Io volevo toccarli proprio perché magari tra noi c'è qualcuno che non ti ha mai ascoltato o non ha mai ascoltato noi, no? Quindi, voglio dire, come vedete, non siamo soli nell'universo, non siamo ne parliamo con cognizione. Quindi oggi abbiamo una persona che proprio, se io posso essere mezzo cieco, questa signora ha 4 lauree, fa un lavoro incredibile, ha fatto un percorso nella sua vita che è incredibile, quindi non è del tutto sprovveduta e vedete che ne parla. Ecco, quindi io volevo sottolinearlo questo. Allora, come fanno a far sì che noi da bravi soldatini facciamo tutto quello che il sistema vuole? Con la paura. Ci incutono delle paure sin dall'infanzia, si chiamano riflessi condizionati, in modo che in determinate situazioni noi rispondiamo in un certo modo.
Per esempio, la più grande paura ed anche la più grande truffa che viene perpetrata all'umanità è la paura di morire. Perché la morte esiste, fa parte della vita, ma è soltanto un cambio di stato della coscienza. Muore sicuramente il corpo fisico, ma non la persona. E questa cosa, anche qui noi facciamo un laboratorio su questo argomento, perché se tu hai paura di vivere, non è vita. È su quello che stanno premendo l'acceleratore adesso. Cioè la gente ha paura dell'influenza, la gente ha paura del raffreddore, la gente ha paura di morire. Invece la vita che stiamo facendo è vita? Ma io lo dico tutti i giorni, ma voglio morire oggi se devo vivere chiusa in casa a mie spese, mi viene impedito di lavorare, mi viene impedito di vedere i miei cari perché ho paura di morire. Ma guardate che c'è una frase di Jim Morrison, grande poeta dei Doors: se devi strisciare per vivere, alzati e muori. Capite? Ok, allora io voglio vivere un giorno solo da essere umano e non 10 anni da pecora. Questo è. Sì, sono d'accordo. Qua si andrebbe a toccare un argomento che in questo momento ci vorrebbe una conferenza a parte, no? Sì, perché parlare ovviamente di... Devo evitare di parlare di questa pandemia, di questa schifezza che ci stanno... non parliamone, tanto ecco. In realtà personalmente penso che... Io vi dico solo una cosa. Io dico che è molto evolutiva, è molto evolutivo quello che stiamo vivendo. Secondo me. Però, io vi dico di più, è bellissimo quello che stiamo vivendo. A me, allora, io parlo della mia esperienza, no? A me mi ha aperto una porta, perché mi ha fatto vedere chi sta a destra da chi sta a sinistra. Cosa che prima anche chi sta in alto e chi sta in basso. Perciò nel momento stesso in cui è accaduto questo, vedo delle scene apocalittiche di persone che sono spaventate di vivere, come dice Adele, spaventate di vivere. E dico, ma perché non ti sotterri, visto che sei già morta, stai uscendo in mascherine, sempre spaventata, se ti vedono sul marciapiede si spostano. C'è gente che non vuole vivere, Perché? Però, e questo perciò mi ha portato immediatamente a fare un'altra scelta, dire ok, tu continui a camminare su quella strada lì che con me non ci parli, proprio non ci devi neanche parlare. Io sai come sono anche un operatore volontario della protezione civile, faccio anche operazioni anche con l'ambulanza e ci è stato chiesto fra un po', voglio vederlo perché mi dovrà arrivare anche ufficialmente questa proposta, di dover essere vaccinati per forza. Già. Se sarà vaccinati è una parola grossa, perché non è un vaccino quello che stanno proponendo. Lo so, è un altro argomento ancora. Sì, poi andiamo. L'ho già detto che nel momento stesso in cui succederà una cosa del genere, io darò immediatamente le dimissioni. Questa è quello che ho detto a una mia amica che sta nell'albo degli psicologi, mi ha detto: Adele, cosa devo fare? Togliti dall'albo. Togliti dall'albo, perché questo è un momento che bisogna reagire, cioè agire, non subire passivamente, anche in questo. Sì, infatti a me per esempio non mi possono buttare fuori dall'albo, non mi ci sono mai iscritta. Perciò intoccabile. Capito? Cioè, qual era il mio problema? Era che mi avrebbero tolto la casa perché non mi fanno lavorare, non posso pagare il mutuo. Venduta la casa, tolto il mutuo, cos'altro mi faranno? Non posso, una cosa è certa, Adele, il corpo te lo possono pure portare via, ma di sicuro lo spirito credo che non te lo possono portare via. Ma guarda, io a questo punto lo dico, signori, no, perché pare che stanno facendo questa roba per diminuire la popolazione. Allora io dico, per favore, ammazzatemi, ma fatelo in maniera visibile, cioè sparatemi. Almeno così è chiaro, si sa, mi volete far fuori, non che lo fate facendo finta di fare altro. E sono pronta anche a quello, Sì. Beh, certo, bisogna... Siate corretti, manifestate la vostra intenzione,
Mi mettete, come avete fatto nel passato, che li mettevate tutti al muro e li sparavate, sparatemi, ciao. Ma no che mi fate qualcosa che per 3-4 anni sto male e poi me ne vado. Cioè, non ha senso. Cioè, Noi stiamo vivendo il periodo delle etichette, adesso applicano le etichette per tutto. Sei Novax, oppure sei un complottista, un negazionista. E voi cosa siete? Io dico. E voi che siete? Ve lo siete mai chiesti che siete? Io no, sono semplicemente ciechi. Mi fermo perché qui divento antipatico, quindi lasciamo perdere, non dico altro. Ciechi e sordi, però non è colpa loro. Io ho una grande compassione per le persone che stanno facendo la fila, per le persone che sono, come vi devo dire, travolti da questo momento così altamente evolutivo, perché sono vittime di un sistema che li ha portati a questo annichilimento come esseri umani. Sì, proprio annichilimento mentale, proprio li ha letteralmente appiattiti, gli ha tolto il pensiero, gli ha tolto anche l'idea di discutere di qualunque cosa, perché non c'è neanche la discussione. È così, punto. Io incontro delle persone che proprio non ci posso neanche più dialogare, perché non è più possibile. No. Io non parlo con nessuno, Pierluigi, lo sai? Quando le persone mi dicono dove vivi, cosa fai? Io vivo isolata, vedo solo le persone che ritengo, come devo dire, capaci di avere una minima discussione che sia umana. Ma vedete, c'è stato sempre, durante l'arco dei secoli, gente che abbiamo conosciuto e che non abbiamo conosciuto, ci sono sempre state persone illuminate venute in terra per fare un certo lavoro di sensibilizzazione, di aiuto verso gli altri. Sì. Ma come vedete sono state sempre ridotte in fenomeni da baraccone e in certi casi sono stati addirittura uccisi. Guarda, i neopedagogisti. Quindi il lavoro dei neopedagogisti è sono stati tutti martiri della società. Rousseau è stato Rousseau, che dopo... Ecco, bravo, parliamo di Rousseau che è il pioniere del primo pioniere. Rousseau, scrivendo l'Emile, che è il primo romanzo, la prima persona che ha scritto di pedagogia laica nel mondo, 1762, Rousseau gli hanno fatto un mandato di cattura perché lo volevano uccidere, perché parlava di un'educazione che era completamente fuori dal sistema. Okay? È il primo che parla di vivere nella natura, è il primo che parla del fatto che l'educazione deve essere incidentale, che c'è un tutor, che bisogna tenere i bambini lontano dalla società perché vengono corrotti, cioè tanta roba, va bene? Ma Steiner è stato ucciso e la Montessori si è salvata soltanto perché il commissario che era andato ad arrestarla, guarda come il caso non esiste, era un bambino che lei aveva cresciuto nella scuola dei bambini a San Lorenzo e l'ha fatta fuggire. Tutti i neopedagogisti hanno la vita difficile perché sono una spina nel fianco del sistema. Volevo ringraziare Francesca Deledda che mi ha detto che sono forte e coraggiosa. Sì. Grazie Francesca. Ecco qua. Io sono diventata forte e coraggiosa grazie alla nuova pedagogia, perché anche io ho avuto, diciamo, un lavoro di consolidamento, di rafforzamento. Nella nuova pedagogia, per esempio, c'è la psicosintesi di Roberto Assaggioli, che è lo strumento che io uso per decondizionare genitori ed educatori, per esempio. Quindi anche io ero fragile, ma poi, diciamo, sono morta e rinata nella stessa vita. Insistiamo per avere un'altra conferenza solo su questo. Va bene. Perché dobbiamo fare un'azione di decongestionamento globale. Ma guarda, sempre più persone mi accorgo, ecco perché, guarda, la filosofia buddista, per esempio,
dice che quando qualcuno si ammala, invece di dire ah poverino, vanno da lui e si congratulano. Bene che ti sei ammalato perché è altamente evolutivo, stai facendo un salto evolutivo. Stai scontando karma praticamente, quindi Esatto. va bene. Questa crisi è altamente evolutiva perché la gente si sta svegliando e purtroppo ci si sveglia solo nel dolore, perché quando stiamo bene dormiamo. Quindi questo dolore che le persone stanno provando sulla loro pelle, perdendo il lavoro, non potendo vedere i propri cari, addirittura cari che sono morti e non sai di cosa sono morti perché li hanno cremati prima di poter fare l'autopsia. Sì, senza fare autopsie. Ok? È vero. Che è Questa la base cosa poi delle scoperte sta mediche. svegliando le persone perché qualcuno comincia a porsi dei dubbi e questo è altamente evolutivo, capito? Qualcuno diceva che sarebbe arrivato un certo momento in cui le menti dei potenti sarebbero state in confusione e non avrebbero capito il momento. Sono Si già sarebbero confusi. fatti un autogol da soli, se lo stanno facendo. Ma guarda, sono già confusi. Sì, sì, È il lo sono. discorso di Freire. Questi che ci stanno, fra virgolette, facendo del male, non si accorgono che stanno male anche loro, perché potremmo È stare tutti vero. bene. Non possono star bene da soli. Questo è il discorso. Per quello è una cecità la loro. È vero. Da quando sono in confusione, secondo me stanno in confusione adesso. Hanno provato di creare questa pandemia da molto tempo, mica ci sono sempre riusciti. Cioè comunque anche loro hanno hanno le loro difficoltà. E io ti ripeto, sono felice che questo lavoro che noi facciamo mi permette di non provare odio. Io non provo odio per queste persone, provo compassione. Capite? Credo che per noi tutti sia molto complicato riuscire a muoversi in una selva del genere, no? Perché siamo bombardati in continuazione, quindi ci depistano, ci confondono, soprattutto con le paure, e poi ascoltiamo tutti i giorni i numeri per quanto riguarda il coronavirus. Nessuno di noi è in grado di verificarli questi numeri, perché poi come non metto in dubbio che non ci sia. No, non metto in dubbio che non ci sia. Esatto, però non metto in dubbio che non ci siano i problemi, però non abbiamo capito il momento, ragazzi. Cioè, qui il coronavirus doveva essere qualcosa che magari ci metteva a riflettere. Questo tempo doveva essere usato per questo. Diciamo che il coronavirus esiste, è stato creato in certo laboratorio e lanciato nel mondo in determinati punti per creare una strategia del terrore, perché andava fatto questo grande reset, va bene? Perché l'economia mondiale, come stava andando avanti, sarebbe crollata comunque. Il problema è che stanno facendo questa cosa in maniera criminosa, questo è, in maniera criminosa, stanno uccidendo le persone. Ma io questo è il problema. Amo pensare una cosa, no? Questi signori io non li accuserò mai di crimini contro l'umanità, perché hanno un problema molto più grosso da risolversi, che è un tribunale che è giusto e arriva secco, e arriva dall'alto. Sì. Quindi fate voi le vostre considerazioni. Io non sono nessuno per dire né questo né quello, però questi signori stanno andando incontro a un tempo molto brutto per loro. Io e se dico, non tornano guarda, indietro sarà veramente scaccomatto. Salvatore, quello che noi dobbiamo fare lo stiamo già facendo. Vedi, l'associazione Suentu è nata anche così, per questo motivo, per quello di trovarci fra simili, aiutarci, volerci bene,
parlare di cose belle che aumentano la nostra consapevolezza, quello è da fare adesso. Esatto. Tutto il resto, secondo me, Noi dobbiamo, io perlomeno la cosa che ho pensato è questa: devo smettere di pensare di fare qualcosa che è solo per me. Dobbiamo fare qualcosa per noi, ma anche per gli altri. Dobbiamo fare qualcosa che rimanga nel tempo. Dobbiamo fare qualcosa che i nostri bambini possano mandare avanti ancora meglio di come l'abbiamo fatto noi. Questo sai come dobbiamo si fare. chiama questo? Sai come si chiama questo? Come si chiama? Servizio. Mettersi al servizio. Questo dobbiamo fare. Ma cosa abbiamo? Che cosa ci manca veramente? Noi, una volta che abbiamo quello che ci serve per vivere, ma proprio il necessario, no? Ma poi se viene anche qualcosa di più, poi non è che lo benediciamo, nel senso che lo potremmo usare per fare altre cose più buone ancora, ma una volta ottenuto il necessario, la nostra missione non è quella di accumulare denaro in questo pianeta. O di accumulare Infatti noi dobbiamo uscire dal denaro, dobbiamo uscire esatto, noi dobbiamo dare qualcosa di più a questa terra, dobbiamo, come diceva Pierluigi, tornare alla terra. Ma tornare alla terra non significa che dobbiamo andare a zappare e basta. Tornare alla terra significa, secondo me, dargli il rispetto che non abbiamo più, che non ce l'abbiamo più questo rispetto, perché una delle cose che ha smesso di funzionare in questo pianeta è proprio come produciamo l'energia, come lo otteniamo questo pianeta. Quindi quando torniamo alla Terra torniamo a rispettarla. Ecco, questo penso che sia una cosa da dire, e si lega sempre con Adele, perché stai dicendo delle cose importanti stasera che, dette da te, prendono ancora più forma, perché tu sei anche una che sta sul campo, quindi rispetto profondamente sul campo d'Agorisi. Assolutamente. No, come diceva un degli amici, ma abbiamo anche fatto delle conferenze, abbiamo discusso di questo, no? Ecco, se mai ci fosse la possibilità di scegliere un maestro per la quale noi coltivare il nostro, quello che chiamano un maestro interiore, no? Che poi lo puoi chiamare nella maniera che ti pare, ma il nostro io, il nostro sé, eccetera, noi lo coltiviamo con la cultura, ascoltando, e ci scegliamo le persone di riferimento, che fino adesso abbiamo scelto delle persone di riferimento col punto di domanda, ma se troviamo persone come Adele che danno un esempio e fanno un'opera ben precisa, allora quelle sono da ascoltare. Quelle sono da ascoltare. Allora, le persone come Adele che fanno opera, lei fa opere, sta sul campo, vedete come ci mette la faccia, ha fatto delle rinunce, l'ha fatto per sé, l'ha fatto anche per gli altri. Questa si chiama opera a casa mia. Allora, devo ascoltarla o non devo ascoltarla? Cioè, no, non devo fare tutto quello che mi dice di fare lei, ma devo ascoltare quello che mi può trasmettere, quello che mi deve trasmettere. No, sei d'accordo su questo? Io lo sto dicendo cuore. Noi abbiamo bisogno, io te l'ho detto, abbiamo bisogno di adulti consapevoli, persone che fanno un lavoro su se stesso. Basterebbe questo, non ci vuole molto di più. Perché se i bambini riescono ad avere genitori consapevoli, educatori consapevoli, saranno adulti che non si piegheranno così facilmente, capito? Avranno sviluppato un pensiero critico, saranno capaci di lavorare in cooperazione e non in competizione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma parte sempre dagli adulti, non dai bambini, parte sempre dagli adulti, dall'esempio che noi diamo. Tu hai perfettamente ragione. Quello che è sbagliato è il sistema che è legato prima di tutto al denaro, perché quello condiziona tutto. Prima di tutto ha rovinato l'essere umano, perché ha creato diverse caste: il ricco, il povero, l'operaio, l'intellettuale, no, il diplomato, il laureato. Quando invece quando siamo nati tutti quanti uguali e moriamo tutti quanti uguali. Perciò dico, il trascorso del mezzo
dovremmo farlo come ci piace a noi, non come ce lo impongono, capisci? Ma Ho infatti voglio dire a provocato Chiara Salvatore, Leggeri, io l'ho provocata e vedi, anche lei è d'accordo con me che Adele no. Caprio. Ascolta Salvatore, allora tu volevi sapere come possiamo far paura al sistema. Lo vuoi sapere? Altro che, Smettendo di usare il denaro. Per esatto. esempio, guardatevi il film Il pianeta verde. In questo film bellissimo del 96 di Colin Serrault spiega proprio, fa vedere una venusiana, un abitante del pianeta Venere, che viene sulla Terra. E sul pianeta Venere non c'è il denaro. E la prima cosa che hanno fatto loro per uscire dal loro sistema, quindi per evolvere come umanità, è stato abbandonare tutto ciò che si poteva comprare. Questa è una cosa di cui ha un terrore folle il sistema. Se noi ci organizziamo per vivere senza denaro, posso dirlo? Sono fottuti. E sarebbe cosa buona e giusta. Però è dura, nel senso che dobbiamo lavorare ancora. Dobbiamo fare un lavoro, prima di tutto su noi stessi, che è possibile vivere in maniera diversa, ma poi ci hanno legato mani e piedi. Ecco perché io in questi anni, io sono presidente dell'Associazione Le Nuvole ormai da 16 anni, e in questi anni ho studiato come fare per avere un'autonomia, perché noi a quello dobbiamo tendere. Autonomia prima di tutto mentale, che poi di conseguenza diventa autonomia alimentare, autonomia energetica. Capito? Dobbiamo andare verso l'autonomia. Allora, c'è una domanda da parte di Alessandra. Ciao Alessandra. Ecco, lei allora, è insegnante a sua volta, quindi... La ringrazio molto, perché così mi dà l'occasione di dire che venerdì 23 aprile faremo il quarto raduno nazionale online di Scolagire. Noi abbiamo dei gruppi di studio e a maggio partirà un nuovo gruppo, per cui se vuole informazioni basta mandare una mail a nuovapedagogia@gmail.com e avrà tutte le informazioni. Ecco, magari Adele, se puoi, per cortesia, per questa cosa qui, magari se puoi farmi avere qualche dato, io sono lieto magari di diffonderlo, perché magari lo mettiamo in associazione nella pagina, ma magari lo diffondiamo anche nel mio gruppo, perché Adele naturalmente è il riferimento per questo argomento, e naturalmente vedi per esempio Alessandra che fa un lavoro di insegnamento, essendo una persona molto... Alessandra vive in Sardegna? No, Alessandra è sarda, però sta a Sheffield, perché è la moglie del nostro caro Mario Genero, che saluto, quindi Alessandra fa un lavoro di insegnamento, quindi naturalmente tutte le maestre, le professoresse, insomma gli insegnanti, il corpo degli insegnanti dovrebbe essere incuriosita da questo argomento, perché quantomeno ascoltato per poi decidere cosa fare. Ecco. Te lo chiedevo perché, per esempio, noi abbiamo i gruppi territoriali di Scolagire e sto formando, adesso ho per esempio 13 operatori sardi che si sono formati, si stanno finendo la formazione, quindi sono ben felice di avere una squadra di neopedagogisti in Sardegna, per esempio, ed è un grande record se pensate che in un anno sono riuscita a formarne 13 in Sardegna, ma comunque noi abbiamo operatori in tutta Italia che sono, diciamo, le colonne del nostro progetto, ecco, che fanno delle cose bellissime, dei progetti veramente belli a tutti i livelli. Sei in Inghilterra, io spero che tu torni in Sardegna, Sandra. Ci speriamo che tornino sia Alessandra che Mario vengano in Sardegna, è chiaro. Perché... Sì, Francesca ci dice dobbiamo portare la nuova pedagogia nelle scuole. Sì.
Dipenderebbe per esempio dai presidi, dovremmo trovare dei presidi illuminati che ci fanno fare dei corsi di aggiornamento perché ho fatto già dei corsi di aggiornamento nelle scuole pubbliche e la nuova pedagogia si può applicare immediatamente perché è soltanto un cambiamento, diciamo, di tipo mentale, quindi Sì. in qualsiasi situazione si può applicare. No, non ci sono costi operativi, è soltanto una il materiale, forma. per esempio, te lo puoi costruire da solo, mentre per esempio la Montessori ha dei costi di materiale veramente alti, il materiale della nuova pedagogia te lo puoi costruire da solo. Noi ci scriviamo i nostri libri di testo, capito? Proprio perché non seguiamo i libri di testo che propina il sistema, noi ci riscriviamo i libri di testo, per esempio, capito? Ecco, bellissimo. Bellissimo, direi che sei come si dice, una che sporta le montagne tu, perché non è da tutti fare una cosa, cioè se ne fossero così. Quando torno dal mio orto mi stendo sul divano perché mi fanno male le gambe, quindi spostare le montagne ancora non ci riesco. No, le sposti perché questo si chiama spostare le montagne. Perché, No, diciamo che una persona consapevole produce degli atti di volontà, e questa è una delle cose che noi studiamo facendo psicosintesi. Questi atti di volontà sono, come devo dire, vanno sicuramente a buon fine, perché sono atti preparati. Non sono reazioni che ti svegli la mattina, fai un progetto e lo realizzi, no, sono cose che si preparano e che funzionano perché nel tempo riesci a portarla avanti. Salvatore, io sono venuta in Sardegna durante il lockdown l'anno scorso. Ho deciso di partire durante il lockdown e sono arrivata durante il lockdown. Questo per dire come niente ti trattiene se tu vuoi fare qualcosa. Sì. Te lo ricordi, Pierluigi? Me lo ricordo, ho fatto un viaggio anche a venire anch'io lockdown per venire a trovarti. Davvero, lui è venuto a Campo d'Agore durante il lockdown, quindi alla fine... Ma te lo potevi tenere? Ma pure rimproverato, ma come Adele? Sei andati in Ogliastra, dovevi venire a Sassari. Grande presidente, ci abbiamo saremmo stati più vicini, però vabbè, però i punti di luce, ecco un'altra cosa importante, perché bisogna formarsi nella nuova pedagogia, cioè attuare il risveglio? Perché se siamo tutti concentrati in un posto, non va bene. Ci vuole un punto di luce qua, un punto di luce là, un punto a nord, un punto a sud, e allora si crea una rete di punti di luce e si illumina un posto, capito? Infatti tu nota, la nostra associazione è fatta di tanti punti di luce, Esatto. alcuni stanno in Sicilia, alcuni stanno a Milano, alcuni... cioè non sono tutti vicini, guarda che non è facile portare dentro la nostra associazione tutti questi punti di luce e vengono quasi spontanei, non ci sono state grandi forzature, anche perché io sono molto selettivo quando porto dentro le persone, cioè sento questa energia di queste persone, hanno già una certa crescita intellettuale e anche evolutiva da un certo punto di vista, pertanto vengono da soli praticamente, senza che devo fare neanche forzature. Infatti chi non si trova a suo agio non ci rimane, anzi non c'entra proprio. Ti ringrazio di avermi accettato nella tua associazione. Ma come potevano? Era facile con lei. Bene. No, ma qua c'è veramente tanto da imparare, quindi quando hai esempi come il tuo è chiaro che se uno non è proprio del tutto fuori di testa, si mette il pallino, cioè bisogna ascoltare, cioè, io per quello lo dicevo prima, perché altrimenti vabbè, ci guardiamo la Juventus. Io sono, voglio dire, non porto da nessuna parte, no? Cioè, diamo il valore giusto alle cose. Io voglio dire una cosa, scusatemi, secondo me è importante. Io mi auguro che questa crisi, che adesso è a livello mondiale, farà tornare i sardi in Sardegna. Magari.
magari. Quando non ci sarà più lavoro fuori, si Ma gireranno e torneranno nella loro terra che è piena di bellezza e piena di cose da fare se solo si rimboccano le maniche. Sì, sì. qui c'è da fare, cioè, non possiamo più stare a Io guardare questo e quell'altro, dobbiamo provarci e le cose, i problemi si risolvono cammin facendo, no? Sai, qui si dice, c'è un detto che dice, te lo dico poi te lo traduco, no? In cammino a Consanarioso, cioè vuol dire, si diceva per i vecchi, quando c'era il carretto, no? Se per caso si rompeva una ruota la riparavi, oppure se c'era la strada rotta riparavi la strada, ecco, quindi vai avanti, no? Quindi questo bisogna applicare, però bisogna iniziare, che qui fino adesso c'è soltanto un senso in Sardegna, soltanto un modo di fare, bisogna trovarne altri, perché abbiamo cose qui che non ce l'ha nessuno in tutto il mondo, ma Sono d'accordo. cosa vogliamo parlare? Io sai cosa dico? Quando mi dicono ma perché c'ho avuto Non c'è niente, come fai a dire non un c'è signore niente? napoletano che ho incontrato qua in Sardegna mi ha detto ma perché sei venuta a vivere qui? E dico perché secondo me è il posto più bello del mondo. E mi fa ma come? Ti sei ritirata? Tu sei di Napoli, non sei tornata a Napoli? Ho detto scusate, per tutto il bene che voglio bene a Napoli, ma vogliamo mettere qui col Napoli? Cioè, per me non c'è un posto più bello della Sardegna. E poi soprattutto, se tu pensi che io sono una persona intelligente, ti pare che io vada a vivere in un posto brutto dove non c'è niente? È un'offesa alla mia intelligenza. Esatto. No. Vabbè, qua bisogna venirci per capire, ovviamente. E guarda, neanche tutti i sardi hanno la consapevolezza di Bravo. che razza di terra stiamo Il mio vicino calpestando. di casa, sai cosa mi ha detto? Sei più indipendentista sarda tu di quelli che conosco io. Sì, E qui sicuramente sono indipendentista io, guarda. c'è un'energia pazzesca, non riusciamo a valorizzare le nostre bellezze, non riusciamo a valorizzarle. Cioè arriva quello di fuori da Milano e si compra la nostra terra con 2 soldi. Sì, qua aspettano tutti l'Emiro che viene, che investe e che ci dà tutto il lavoro. Poi Allora, di che cosa stiamo mandiamo un parlando? messaggio ai sardi, mandiamo un messaggio ai sardi. Mandiamo un messaggio, se non si Aprite girano gli dall'altra occhi parte. e guardatevi attorno. Guardatevi attorno, c'è solo bellezza in Sardegna. L'anno scorso ho vinto un premio scrivendo una poesia sulla Sardegna. C'è solo bellezza. Sì, esatto, bravo, hai detto bene, guardatevi intorno, perché se vi rendete conto, cioè, ma dove l'avete vista mai una terra così? Con quello che noi abbiamo potremmo far vivere i sardi benissimo, senza andare a cercare altro, con quello che noi abbiamo, valorizzando i nostri artisti, no, la nostra arte, i nostri mari, ma il mare è già spontaneo, però tu ti guardi Ma vogliamo attorno, parlare dell'economia? Vogliamo parlare dell'economia? Cioè, tu lo sai benissimo, dagli anni 70 esiste una legge che ha dichiarato che la Sardegna è un porto franco. Questa legge non è mai stata applicata. Basterebbe applicarla per salvare l'economia sarda. È vero, Perché? è vero. Perché i sardi non combattono per questa cosa? Io questo non capisco. No, perché alle 8:30 gioca la Juve. O gioca il Cagliari. Vabbè, c'è questo il film, scusate, ci sono anche quelle cose, per carità di Dio, esistono, io giocavo a pallone, quindi figuriamoci, io adesso dico il calcio per dire un'altra cosa, Grande però è questo il punto, no? Il Grande calcio è distrazione una di massa. distrazione di massa, la E noi TV come è una dei distrazione di deficienti massa, andiamo. eccetera, eccetera, eccetera. La pandemia è una distrazione di massa. Per Esatto. fare molto peggio sicuramente. È Adesso così. io questa settimana sono abbastanza preoccupato perché indipendentemente dai problemi che Salvatore conosce da un certo punto di vista, c'è una grande guerra che si sta preparando, che è la Russia contro l'Ucraina.
E sono due cose che destabilizzano un poco, perché comunque lo scontro È non una, sarebbe... è una guerra provocata, Sì, perché stanno fomentando l'Ucraina, chi la sta fomentando? La sta fomentando l'altro emisfero del pianeta per destabilizzare il mondo. Esatto. Questo E hanno un cioè, disperato bisogno di fare guerra. tutte le Hanno guerre un disperato bisogno di fare guerra. tutti gli armamenti Sono alla frutta. Il dramma è che sicuramente non si fermerà solo a quei due stati, mi capisci dove? Perché l'Ucraina fa parte della NATO e introducendosi la NATO siamo dentro anche noi. Lo stanno facendo apposta. Aspettate che devo mandare assolutamente Gianmichele, hai ragione, tornando a quello di prima, i sardi vogliono solo la papà pro. No, veramente ci sono anche non i sardi tutti che i vogliono sardi, fare. Gianmichele, non tutti i sardi. I 14 operatori di Scolagire sardi hanno capito, si sono preparati e stanno facendo dei progetti bellissimi. Quindi non tutti i sardi. Non tutti i sardi. E per rispondere anche a Francesca che dice Casemus umandrones, che vuol dire perché siamo pigri. No, non è siamo pigrizia. pigri. Però sai cos'è, non sono tutti Francesca? pigri, dai. Hanno lavorato sottilmente per togliere l'autostima ai sardi e ci sono riusciti. Ci sono riusciti, sì. Perché i sardi pensano di non essere capaci, è questo che gli hanno fatto credere. Sì. È vero. Beh, altrimenti non saremmo così, ovviamente, no. Bisogna chiederselo questo. Perché io ho visto anche, per esempio, in zona di Olbia, che tutti qui abituati aspettano l'Emiro, così come hanno fatto per la Costa Smeralda, adesso viene un altro Emiro e ci fa l'ospedale e siamo tutti contenti. E adesso li vedi oggi in quell'ospedale facendo la fila per fare i tamponi a 70 euro l'uno. Ragazzi, che ci dà... Allora, all'ospedale ve lo fanno per 17,90 euro, va bene? Allora, perché dovete andare lì? Ve lo devono fare all'ospedale, perché io l'ho fatto all'ospedale, però l'ho fatto anche lì, perché l'azienda dove lavoravo mi ha mandato lì e ha pagato 70 euro. E c'erano 60 macchine. Devono fare quell'esperienza, lasciaglielo fare. Ragazzi, ma è pazzesco. Se uno sente questa esigenza di donare 70 euro alla sanità, lasciaglielo fare. Perché uno che è intelligente non lo fa, lasciaglielo fare. Che problema c'hai? Mica li paghi tu? No, infatti. Siamo in una situazione veramente da collasso, perché io mi meraviglio sempre di questa nostra isola, che è bellissima da tutti i punti di vista, ha un patrimonio archeologico da vendere, da quanto ne abbiamo. La metà di questo patrimonio è ancora sotterrato, rendetevi conto da ancora da scavare, perciò c'è tanta di quella roba ancora da trovare, con tantissimi misteri ancora. E poi mi guardo un'isoletta come può essere le Canarie, Ibiza, che sono pieni di turisti, no? E non c'è niente, cioè di archeologico, non c'è niente. E noi cosa siamo? Siamo un'isola che invece potrebbe stravendere tutto quello che c'ha a livello archeologico, a livello turistico. Abbiamo un mare spaventosamente bello, no? Un'arte, e non riusciamo a portare gente dentro. Cioè, è assurdo, no? Quella è Ibiza che non c'è nulla, c'è solo alberghi, strutture per divertirsi e portano milioni di persone all'anno, e noi che siamo una delle più belle realtà del Mediterraneo, con tutta una storia da raccontare, non riusciamo a portare turisti in Sardegna. E c'è qualcosa che non va, no? Allora, c'è qualcosa che non va. Chi è che non riesce a portarli? Perché non vogliamo portarli? O noi non siamo capaci di portarci di questa gente? O lo Stato invece non ci aiuta? Perché comunque non c'è la continuità territoriale. Cioè, ci sono un sacco di buchi che anche il concetto di turismo cambierà nel futuro. Guarda, torno a dire una cosa. Il turismo è consumo, non esatto, è torno a dire una cosa. Ma perché dobbiamo vedere sempre le nostre attività come se sono i turisti quelli che risolvono tutti i nostri problemi?
I turisti sono una parte, la cultura è per tutti. Quando tu parli di cultura, abbraccia le scuole, abbraccia i bambini dell'elementare, abbraccia i bambini delle medie, delle superiori e delle università, abbraccia i docenti, padri, madri, nipoti, tutti. Quindi quando tu fai delle attività, vuoi persone, eccole qua, perché devono essere per forza turisti? Vengono solo i turisti perché c'è il mare e vanno solo al mare. Le altre cose non le possono vedere come devono essere viste, perché noi non ce ne occupiamo, le curiamo male, non le curiamo per niente, le facciamo cadere, non ce ne occupiamo, non le amiamo. Ecco perché non le vogliono vedere. Altrimenti, se le amassimo queste cose, saremmo contagiosi. Io questo penso. Bene, io non so voi, ma vado a letto presto. Detto questo, Quindi sì, un saluto. chiudiamo. Abbiamo fatto 1 ora e 47 minuti primi, quindi 48 adesso. Sono Quindi, una che grazie a si Dio, alza siamo presto stati... la mattina e va a letto presto la sera. È cosa buona e giusta. Poi tra l'altro adesso le giornate cominciano a essere meravigliose, quindi alzarsi presto è una roba in Sardegna pazzesca. Vi mando qualche foto, va, così vi contagio. Allora vi ringrazio di cuore per avermi invitato, spero di aver chiarito qualche concetto. Poi ripeto, se ci sono persone che vogliono informazioni ci mandano una mail a nuovapedagogia@gmail.com, noi rispondiamo e aiutiamo dove si può aiutare. Naturalmente ci prendiamo la briga di aiutarti in questo tipo di diffusione e quindi anche canalizzare le persone che se non dovessero trovare Adele possono chiedere a noi senza problemi, perché poi vi Luigi, fai vedere il mio libro, no? Certo. Il mio libro Pedagogia, un'arte di divenire, eccolo qua. Ecco. Sì, grazie. Io ho quell'altra immagine. È tutto nato da questo libro, No, io ti ringrazio stasera perché è stata estremamente interessante. Spero di farne altre di queste iniziative. Magari sarebbe bello anche dal vivo e poi trasmetterle anche online. Presto speriamo di riuscire a farlo. Perché magari approfondiamo anche i discorsi, se vuoi possiamo fare anche qualcosa di tematico. Ma poi soprattutto ci andiamo a mangiare la pizza dopo. E poi ci andiamo a mangiare la pizza tipicamente sarda, quindi salsiccia e pecorino. Io ricordo che quando facevamo le cose in diretta dopo andavamo tutti a mangiarci la pizza, porca miseria. Ecco, c'è Francesca che dice mi piacerebbe conoscerti di persona. E ci conosceremo sicuramente. Lo avremo presto questa possibilità perché tutti quanti, Adele, ormai come si dice, oggi hai battezzato l'associazione studenti, perché questa è la prima conferenza dell'associazione. In realtà ha fatto la presentazione. Sì, abbiamo fatto la presentazione. Mamma, che responsabilità. Esatto. Ti rendi conto che onore che ti ho dato, Adele? Mamma mia, no, voi un onore abbiate. Ma no, quale onore hai dato tu? Perché ha detto, se questi qui partono con Adele Caprio, figurati dopo che cosa succede. Hai capito? Capito, no? Comunque io dico per chi non lo sa, io sono venuta in Sardegna, resto in Sardegna, per chi sta in Sardegna è facilitato a venirmi a trovare. Va bene? Va bene. Non c'è verso di ci creeremo un lockdown personalizzato. Sì. Buona idea. Personalizzato relativo ai soci dell'associazione studenti. Va bene. Allora buonanotte a tutti. Io vi ringrazio a tutti. Grazie a chi ci ha seguito stasera, naturalmente un ringraziamento ai nostri cari amici Alfonso, Riccardo, Tiziano che ho visto, Mario Genero, Alessandra, eccetera, insomma me ne dimentico qualcuno e ovviamente anche tutti gli altri. Siete stati
molto gentili a venire e a accompagnarci in questa splendida conferenza. Io ringrazio gli operatori di Scuola Agire che erano presenti stasera, Chiara Leggeri è una mia allieva, Francesca Ferrucci, Giorgia Rossi, insomma tutte le splendide anime che mi accompagnano in questo cammino. L'avevo intuito che erano delle tue, l'avevo intuito. Anche Maria Cristina, che ho conosciuto grazie a Suento, tutte persone speciali, splendide e speciali. Grandi personalità di luce. Davvero. Presidente, non so se posso dire anche qui quello che faccio comunemente nel gruppo Dalle origini Armonia con l'Universo, a fine di tutte le conferenze: pace su tutte le frontiere. Quindi va bene, ormai l'ho detta, quindi va bene così. Grazie di nuovo a tutti. Ciao. Grazie a lei. Rimanete un secondo con noi. Ciao a tutti, ciao a tutti e grazie. Ciao.